Il questore della provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza vari provvedimenti di sospensione dell'attività relativa a 2 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tipo bar nella nolita località di San Leone e altre 2 rispettivamente nei comuni di Raffadale e di Favara. In data odierna, personale della divisione della polizia amministrativa della questura di Agrigento ha eseguito provvedimenti di sospensione dell'attività commerciale di 2 esercizi pubblici tipo bar. Entrambi detti provvedimenti amministrativi sono stati la conseguenza dei controlli effettuati dai militari della compagnia Carabinieri di Agrigento, che hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e di anni 16. Altro provvedimento di sospensione per giorni 8 ha riguardato un'attività di tipo bar sito a Raffadali, scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla questura, alla stazione dei Carabinieri. In particolare, i predetti militari avevano acclarato che in quell'esercizio commerciale erano state somministrate bevande alcoliche a ragazzi minori di 18 anni e anche di anni 16. Per quest'ultima infrazione il titolare è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria. Uguale provvedimento di sospensione dell'attività commerciale è stato messo a carico di un titolare di un esercizio di alimenti, bevande, ubicato a Favara, con chiusura temporanea del locale per 15 giorni. La predetta misura è scaturita dai controlli effettuati dal personale della locale tenenza dei Carabinieri dalla questura di Agrigento, accertando la presenza nel predetto locale di persone con precedenti penali di polizia, di soggetti dediti all'uso di alcol e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nell'ultimo controllo effettuato nel predetto locale dal personale di questa questura è stata accertata la presenza all'interno dello stesso di diversi soggetti pregiudicati, uno in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, veniva occultata intorno all'interno di un contenitore posto accanto al registratore di cassa e il personale operante ha rinvenuto la sostanza stupefacente del tipo cocaina nella disponibilità del coniuge della titolare. Nel corso di quest'ultimo controllo sono state riscontrate diverse violazioni relative anche alla gestione del bar e alla sua conduzione e irrogate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro.